È fighissimo, raga. Lorenzo che gioca con il visore e gli amici che lo riprendono. Una serata in compagnia come tante, come quella che stava vivendo venerdì sera alla Sagra di Fiorentina, a San Donà di Piave. Era ormai passata la mezzanotte, la voglia di stare con gli amici, anche se si sta facendo tardi. L'ultima sigaretta, quella che manca e che Lorenzo Camata, a 22 anni, voleva andare a prendere al distributore automatico al di là della strada. Ha perso la vita così, investito mentre stava attraversando le strisce pedonali. Un impatto fatale con un'auto, una C3 guidata da un 24enne di Portogruaro che ad altissima velocità sopraggiungeva lungo via Calnova da San Donà in direzione Ceggia. Gli amici poco distanti che hanno visto la scena e che subito sono corsi a soccorrerlo. La chiamata al 118 e il tentativo di salvarlo. Un ragazzo che sapeva utilizzarlo ha preso il defibrillatore per non lasciare nulla di intentato. Al loro arrivo i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane 22enne. Sul posto al momento dell'incidente vigili del fuoco e carabinieri che hanno messo in sicurezza la zona e svolto i rilievi del caso. Una vita spesa con gli amici, gli stessi che commossi raccontano chi fosse Lorenzo l'indomani della tragedia, quando uniti si sono incontrati per portare un mazzo di fiori lì dove il loro compagno ha perso la vita poche ore prima. Troppo forte il dolore. Un ragazzo come noi, raccontano, uno di noi, un amico fantastico, una bellissima persona. È stata fissata intanto la data dei funerali che si terranno martedì 24 settembre nella chiesa parrocchiale di San Giuseppe. A darne l'annuncio mamma Edi, il papà Alessandro, la nonna Lida e i cugini e tutti gli amici.